Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica di Federterziaria Agricoltura sul mondo dell'agroalimentare e dell'agricoltura calabrese. Oggi è una puntata speciale perché parleremo di Europa, parleremo di innovazione, parleremo di Green Deal e Recovery Fund, grazie soprattutto alla presenza dell'onorevole Paolo De Castro che ha accettato il nostro invito a essere con noi oggi. Buongiorno onorevole, come andiamo? Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno. Bene onorevole, lei soprattutto in questi ultimi tempi sta avendo un grande affare, soprattutto in Commissione Agricoltura, per le novità che sono in campo, sia per ciò che è stato fatto anche come recepimento da parte dello Stato italiano di alcune direttive, di cui avremo modo di parlare, ma soprattutto per la scommessa di questo Green Deal che si collega forse a quelle che sono le risorse del Recovery Fund. Ci dia magari un ampio spettro su quelle che sono le novità in materia agricola da parte dell'Europa e che riguarderanno l'Italia. Beh, intanto partiamo dalla riforma della politica agricola comune, perché è sicuramente l'argomento più rilevante su cui ci stiamo occupando a Bruxelles. Politica agricola comune che sta per concludersi il negoziato interistituzionale tra Parlamento, Commissione e Consiglio. Contiamo di chiudere entro la fine della presidenza portoghese, quindi entro giugno. Penso che il prossimo super trilogo, come lo chiamiamo, perché ci sono 3 atti legislativi che vanno discussi assieme durante l'incontro tra Parlamento e Commissione e Consiglio, è fissato già per la settimana del 25, 26, 27 di maggio. Credo che in quel super trilogo si raggiungerà l'accordo. Abbiamo messo sul tavolo ormai da tempo i punti importanti per il Parlamento, lo stesso ha fatto il Consiglio, quindi si sta negoziando per trovare delle vie d'intesa tra le varie istituzioni. È importante ricordare che già questa riforma della PAC parte con un forte indirizzo ambientale, con un forte indirizzo verso una agricoltura più sostenibile, un'agricoltura più attenta all'ambiente, alle buone pratiche, alla lotta ai cambiamenti climatici, e per questo uno degli elementi caratterizzanti la nuova politica agricola comune sarà questo ecoschema, cioè questo pacchetto di misure ecologiche che faranno parte degli aiuti del primo pilastro, degli aiuti diretti. Una parte rilevante, almeno il 25-30% per quanto riguarda il Parlamento europeo, e quindi stiamo lavorando proprio per individuare questa architettura verde che sia la migliore possibile, ricordando sempre che la parte ambientale deve andare a braccetto con quella economica e sociale. Non possiamo avere delle aziende che non siano forti e competitive sul mercato, quindi questo rimane ovviamente l'obiettivo principale della PAC, che nessuno di noi ha dimenticato o vuole dimenticare. Tuttavia questo indirizzo del Green Deal che ha dato la nostra Presidente, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è sicuramente un indirizzo importante. La PAC ne tiene conto e anticiperà già in questa riforma alcuni elementi che poi saranno presi ovviamente più in dettaglio quando saranno fatte le proposte legislative sul Farm to Fork, dal campo alla tavola, la strategia che deriva proprio dal Green Deal e la strategia sulla biodiversità che analogamente troverà corpo in una proposta legislativa nei prossimi mesi. Accanto a questo, sì, perdoni onorevole, prego. proprio su questo, noi sappiamo che l'Italia e soprattutto le regioni del Meridione hanno una proprietà agricola molto frammentata, quindi qual è la scommessa per le piccole aziende per non rimanere indietro e per non avere un danno da quelle che possono essere alcune direttive incluse nella PAC? Ma diciamo innanzitutto che questa PAC ancora una volta e in maniera più consistente cercherà di aiutare la redistribuzione degli aiuti PAC verso le aziende più piccole. Sotto questo profilo c'è proprio un importante intervento che riguarda i cosiddetti aiuti ai primi ettari, cioè vengono favoriti le aziende più piccole spostando risorse dalle aziende più grandi. Naturalmente è molto dipendente anche dalla volontà poi dello Stato membro di applicare queste norme europee. Penso per esempio alla necessità ormai da tempo di arrivare a una redistribuzione degli aiuti del primo pilastro che oggi soprattutto nel nostro paese sono molto diversi da settore a settore. Ci sono ancora superfici che prendono aiuti a ettaro molto importanti, migliaia di euro, e molta superficie che invece non prende neanche 100 euro a ettaro. Quindi questa diversità di distribuzione degli aiuti deve trovare una sua risposta e questa riforma dà un indirizzo molto preciso in questa direzione. Quindi ci auguriamo che questo passaggio il nostro Paese lo faccia quanto prima, cercando di redistribuire naturalmente gradualmente, senza creare scompensi, ma certamente
visto che gli aiuti oggi sono totalmente disaccoppiati e l'agricoltore percepisce questo aiuto come compenso al comportamento dell'agricoltore, nulla è più legato alla produzione, Esatto. ma al comportamento, alle attività che l'agricoltore svolge. Non si giustifica pagare migliaia di euro a ettaro e accanto magari ne prendono poche centinaia, cioè deve esserci questa redistribuzione. E questo già magari si sta facendo. Un esempio che riguarda proprio la Calabria. La Calabria è una di quelle regioni che, per quanto riguarda ad esempio il regime del biologico, è una di quelle regioni che è prima in Italia come adesione al regime del biologico, ma dal punto di vista della commercializzazione questo dato è un po' diverso, diciamo. Non ha la stessa valenza. Quindi. Gli aiuti PAC non risolvono il problema degli imprenditori, sono degli aiuti che stimolano i comportamenti in una certa direzione, però poi alla fine ci vuole una classe imprenditoriale capace di fare reddito, capace di mettere il prodotto sul mercato nei valori giusti e capace di valorizzare la qualità. Noi oggi, grazie all'olio IGP di Calabria, mi piace sottolinearlo, è stata fatta un'operazione molto importante in questo merito ovviamente del Presidente Maiocchi e di tutti quelli che hanno lavorato in questi anni per ottenere questa IGP. Però poi dopo bisogna trasformarla in reddito, non è un riconoscimento culturale, è una opportunità commerciale, bisogna venderlo e ovviamente trovare i canali commerciali per farlo pagare bene. E abbiamo bisogno, perché il mondo chiede più prodotti del Made in Italy, di qualità certificata, e noi abbiamo questa opportunità, che ovviamente questo dipende dalle capacità imprenditoriali, non dipende dalla politica. Assolutamente sì, e poi tornando, lei ha sottolineato soprattutto il valore del Made in Italy e di un prodotto come l'IGP di Calabria. Beh, diciamo che negli ultimi tempi, se parliamo di tutela del Made in Italy, ci sono state diverse battaglie, se pensiamo sia al Nutri-Score sia l'Italia ha recepito qualche giorno fa quella famosa direttiva per quanto riguarda l'etichettatura. Certo, è un tema importantissimo di cui tra l'altro ho avuto l'onore di essere il relatore per tutto il Parlamento europeo. La direttiva europea contro le pratiche commerciali sleali rappresenta un ulteriore tassello di aiuti, di sostegni verso un mondo che spesso è schiacciato dal superpotere della grande distribuzione, dei grandi player che poi hanno il contatto col consumatore. Si vuole evitare che questa dimensione economica e commerciale così rilevante possa schiacciare la parte più debole della filiera agroalimentare, che spesso non ha la forza di reagire, è costretta a subire. Questa direttiva dà la possibilità di fare denunce anonime tutte le volte che c'è il rischio che l'acquirente, sia esso industria alimentare, sia esso grande distribuzione, non rispetta i termini contrattuali. Faccio un esempio che spesso capita: quando non si riesce a vendere un determinato prodotto, la grande distribuzione manda il prodotto invenduto indietro dicendo: questo te lo sconto dalla fattura successiva. Questa è pratica sleale. Come pratica sleale non pagare entro i 30 giorni, come pratica sleale far pagare per mettere i prodotti sullo scaffale, il cosiddetto listing. Insomma, pratiche sleali non devono esserci, e la garanzia che l'applicazione di questa direttiva dà agli agricoltori è proprio di avere una forte leva di denuncia anonima, che poi è l'autorità nazionale di contrasto che è stata scelta dal nostro Parlamento a livello nazionale nell'Ispettorato Repressione Frodi, nell'ICQRF. Loro dovranno verificare e controllare che effettivamente non ci sia abuso di comportamento da parte di chi all'interno della filiera ha una dimensione economica più rilevante e quindi fa pagare al più debole. Certamente sì, anche la problematica che è rientrata nella direttiva del divieto della cosiddetta asta a doppio ribasso. Certo, questo è un ulteriore elemento che abbiamo aggiunto come Parlamento italiano, ed è utile perché ci sono gruppi distributivi che praticano questo sistema veramente che schiaccia i margini dei produttori, facendo appunto un'asta doppia, una prima asta e poi una seconda asta che parte dal prezzo della prima. Quindi veramente un criterio che ha provocato spesso anche la chiusura di molte aziende. Quindi non c'è dubbio che le regole aiutano, e l'Europa ci dà una mano per far sì che ci sia un'equa distribuzione del valore lungo la filiera, evitando quei enormi divari di valore che spesso si verificano in particolare nel settore ortofrutticolo.
Assolutamente sì. Lei ha portato anche avanti, insieme anche sia ad altri europarlamentari, anche insieme a membri del nostro Parlamento, per quanto riguarda la battaglia sul Nutri-Score. Diciamo che lì si sta finalmente delineando, diciamo, si stanno limando quelle che erano le posizioni iniziali, perché altrimenti proprio le nostre eccellenze correvano il rischio di essere depauperate del valore aggiunto che avevano Sì. come intrinseco. Qui va chiarito che non c'è nessuna proposta europea, non c'è nessuna proposta della Commissione. Stiamo parlando di modelli scelti dai vari paesi europei diversi. Per cui il Nutri-Score non è una proposta europea, questo chiariamolo ai nostri telespettatori. Il Nutri-Score è una proposta francese, voluta dal governo francese, introdotta in modo volontario dalla grande distribuzione francese, e quindi i francesi fanno lobby per promuovere questo modello di etichettatura nutrizionale che noi invece giudichiamo sbagliato. Sbagliato per un motivo semplice, che mettere la pagella al cibo, dire che questo cibo è buono, questo cibo è cattivo, è sbagliato, perché non è che il cibo è buono e cattivo di per sé, ma dipende da quanto ne consumiamo. Come si fa a dire che il parmigiano reggiano, un buon formaggio, o l'olio extravergine di oliva sia rosso, e quindi scoraggiamo l'acquisto perché ha un contenuto di grassi superiore al 60%? Dipende dal consumo. È chiaro che se noi consumiamo molti più grassi di quanti non siano indicati dalla nostra dieta giornaliera, certamente rischiamo di avere dei problemi. L'obesità è uno dei risultati di questi rischi. Ma noi risolviamo il problema con un'educazione al consumatore, dando le informazioni al consumatore per una scelta consapevole, non scoraggiando l'acquisto di determinati prodotti, perché dobbiamo dare indicazioni legate alle quantità consumate. Ecco perché l'Italia ha proposto un modello alternativo al Nutri-Score, che è il Nutri-Inform, che è stato già comunicato alla Commissione. Altri paesi nord europei utilizzano altri modelli, il Chiol per esempio dei paesi scandinavi, il sistema a serratura, che indica un colore solo per i prodotti che hanno un certo valore salutistico. E Quindi, recentemente anche la Spagna, recentemente ho letto che anche la Spagna, in contrasto la con quella che Spagna era il non ha presentato Nutri-Score. modelli, aveva inizialmente dato il suo parere positivo al Nutri-Score francese, ma ultimamente, grazie anche alle pressioni che noi stiamo facendo sia in Parlamento europeo, ma devo dire anche a livello di ministro Patuanelli, che recentemente, e anche la predecessora, la Teresa Bellanova, avevano costruito un'alleanza contro il Nutri-Score, abbiamo chiarito agli spagnoli che non può proprio un paese come la Spagna, legato alla dieta mediterranea, a quello che rappresentano i prodotti, gli insaccati, i formaggi, eccetera, non può appoggiare un sistema, a nostro avviso, completamente sballato come il Nutri-Score. Quindi la Spagna ci sta ripensando, non ha un modello alternativo, non ha optato per il Nutri-Score o per il Nutri-Informe italiano. Vedremo quello che succederà quando, nella primavera del prossimo anno, la Commissione europea metterà sul tavolo una proposta europea armonizzata. Allora si potrà parlare di proposta europea. Oggi chi parla di Nutri-Score come un'idea europea sbaglia, perché il Nutri-Score non è un'idea europea, è un'idea francese che noi contestiamo. E questo ci rassicura sotto due punti di vista. Innanzitutto, dalle sue parole, finalmente si evince che in Europa si dialoga fra i diversi paesi, e quindi questo dà l'opportunità anche di capire qual è il sistema europeo, ma soprattutto che è una forma di dialogo che va incontro a quelli che sono gli interessi dei nostri produttori agricoli e dei produttori agricoli di tutta l'Unione. Certo. In questo ambito, soprattutto, lei parlava prima del discorso dell'informazione, dell'informare i consumatori. Beh, questa sarà anche una scommessa, lei prima, collegandoci al discorso PAC, anche per i fondi che riguarderanno lo sviluppo rurale. Certo, è importante ricordare che in Europa è una comunità di 27 Stati membri oggi, prima eravamo 28 con il Regno Unito, oggi siamo 27 senza Regno Unito. 27 che evidentemente ciascuno ha la sua agricoltura, le sue caratteristiche, e dobbiamo abituarci a costruire assieme ai nostri partner europei delle linee che in qualche modo tengano conto delle specificità che i vari territori hanno. Quindi non è che noi abbiamo la nostra idea e necessariamente la nostra idea deve vincere, dipende dalla nostra capacità di convincere e di spingere gli altri paesi a votare provvedimenti che siano utili alla difesa della nostra agricoltura, dei nostri prodotti agroalimentari. Quindi è un lavoro che dobbiamo fare in Parlamento, un lavoro che dobbiamo fare in Consiglio con i nostri
rappresentanti istituzionali del governo, ed è un lavoro che dobbiamo fare anche in commissione con i tanti funzionari italiani che stanno in commissione. Quindi l'Europa è un processo di costruzione, non è un qualcuno esterno a noi. C'è questa idea purtroppo sovranista che ogni tanto emerge e che attribuisce all'Europa come fosse un'entità terza. L'Europa è il frutto del negoziato dei vari paesi e sta alla capacità dei vari paesi di far emergere la giustezza delle varie posizioni. Quindi non c'è una posizione precostituita a favore o contro. Sul PSR, sappiamo quanto importanti sono le risorse per i piani di sviluppo rurale delle nostre regioni, altrettanto ovviamente vale per la Calabria. Adesso, alla chiusura di questa PAC, noi cercheremo non solo di garantire più o meno nel 2021-2027, nei prossimi 7 anni, le stesse risorse che abbiamo potuto godere nel 2014-2020, la speranza è che le amministrazioni regionali, specie nel nostro sud, abbiano la capacità di gestire e di utilizzare bene queste risorse, perché alle volte purtroppo è successo che qualche parte di queste risorse sono ritornate a Bruxelles, purtroppo è successo in Puglia, e noi ci auguriamo che in questa nuova programmazione non succeda più. Sì, perché diciamo lì il problema è stato legato soprattutto alla gestione, alla burocratizzazione diciamo delle singole misure, delle singole procedure. Ne abbiamo avuto qualche esempio anche in Calabria, anche se si sta tentando un cambio di passo recentemente, però è un percorso che diciamo è una prerogativa del nostro Sud purtroppo in questo momento, ma anche noi come organizzazione di categoria stiamo tentando il più possibile di aprire con i tavoli in cui interviene anche la Regione, intervengono anche le altre organizzazioni, di adottare delle misure che mettano nelle condizioni i nostri agricoltori di poter sfruttare al meglio e in maniera corretta quelle che sono le misure del PSR. Tra le altre cose, in una delle recenti puntate della nostra rubrica abbiamo affrontato anche il problema legato al PNRR, perché è vero che in quel caso con il Recovery Fund si parla di sostenibilità, però soprattutto in materia agricola questa sostenibilità va di pari passo con quella che è l'evoluzione dell'azienda agricola e di quello che dovrà fare per poter coniugare le risorse del PNRR con quelle che sono le risorse di cui parlava prima della PAC. Sì, teniamole distinte, sì, assolutamente sì. Hanno finalità completamente diverse. Le risorse del piano di sviluppo rurale sono risorse che vanno alle imprese, quindi finanziano le imprese nell'attività, il biologico piuttosto che l'ammodernamento, a seconda delle varie misure, i giovani, eccetera, eccetera. Altre cose è il PRNN, che è il Recovery Plan, che finanzia investimenti. Sono infrastrutture e non singole imprese. Stiamo parlando di ponti, strade, autostrade, dighe, canali, ristrutturazione di edifici scolastici, digitalizzazione, banda larga per le zone rurali, riforma dei bonifiche, degli istituti dei consorzi di bonifica per il rifacimento delle reti idriche, che spesso, soprattutto nel mezzogiorno, hanno bisogno di importanti opere di ristrutturazione, di miglioramento, l'impianto per gli invasi che stiamo promuovendo proprio perché è l'occasione straordinaria di creare una maggiore raccolta, capacità di raccolta di acqua e distribuzione. L'agricoltura senza acqua non può essere competitiva. Quindi sono due cose distinte, non vanno combinate. Uno sono gli aiuti alle imprese che vanno avanti secondo la logica ben nota dei piani di sviluppo rurale. Altri sono gli aiuti agli investimenti infrastrutturali che riguardano le infrastrutture, non vanno soldi alle imprese. C'è una quota, ma che non riguarda il PRNN, che sono i progetti di filiera, che sono anche questi importanti e vanno sostenuti, ma che non hanno, diciamo, un legame diretto con gli investimenti infrastrutturali, che è lo scopo del piano di recovery, recuperare le inefficienze infrastrutturali del nostro Paese, soprattutto nel settore dei trasporti, nelle infrastrutture, eccetera, eccetera. Sì, perché alla fine costituiranno un valore aggiunto per le nostre aziende, per poter veicolare meglio le merci, per poter avere tutta quella serie di servizi che permettono poi lo sviluppo stesso dell'azienda e che permettono di recuperare il gap rispetto agli altri concorrenti anche presenti sul mercato europeo. Esattamente. Io credo che l'Europa mai come questa volta si sta dimostrando solidale e ci sta dando una mano importante anche per recuperare questi ritardi. Ovviamente poi sta a noi non crearci le burocrazie a casa nostra, compressioni, problematiche nella capacità di spesa che ci hanno sempre indebolito. L'augurio che faccio nel ringraziare tutti gli amici
ovviamente in particolare gli agricoltori calabresi, è quello di lavorare perché questa Europa ci dà delle opportunità e non possiamo certamente rischiare di perdere queste opportunità. Quindi attenzione all'amministrazione locale, ma anche una grande attenzione alle grandi opportunità che il Made in Italy ci sta dando e che il mondo richiede, sperando di uscire presto da questa pandemia e con l'apertura del canale Horeca, ristoranti, bar, hotel, eccetera, si possa anche ritornare ad una domanda agroalimentare più sostenuta che rafforzi e aiuti i nostri imprenditori a fare reddito. Grazie. Grazie a lei onorevole, anche a nome di tutti gli agricoltori, per gli sforzi che lei soprattutto in seno al Parlamento, in seno alla Commissione, fa per il nostro Paese. Grazie a tutti voi, arrivederci. Giovanni. Grazie, buona giornata. Bene, adesso passiamo la linea a Maria per la solita rubrica. Grazie. Grazie Giovanni. Cari amici, vi ricordo alcune importanti scadenze. Fino al 31 maggio è ancora possibile presentare domanda per il reddito di emergenza. Per la verifica dei requisiti, la presentazione della domanda, nonché per la verifica delle ISEE e delle eventuali cause di esclusione, siamo come sempre ad offrirvi il nostro completo supporto presso i nostri uffici. Importante novità per i braccianti agricoli è la valutazione in seno al Ministero di estendere anche alla categoria dei lavoratori stagionali in agricoltura il bonus contenuto nel recente DL Sostegni e che in una prima fase escludeva la categoria. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi. Vi ricordiamo inoltre che è aperta la campagna 730-2021. Recandovi presso il nostro CAF convenzionato è possibile scaricare il modello precompilato e predisporre correttamente la compilazione della vostra dichiarazione dei redditi. Siamo a vostra completa disposizione per chiarimenti e per l'elaborazione dei dichiarativi. Infine il Ministero delle Politiche Agricole ha prorogato al 15 giugno 2021 i termini per la presentazione della domanda unica. Sono tenuti a presentare domanda tutti coloro che sono in possesso di titoli PAC e di fascicolo aziendale. Oltre alla domanda unica, sono in scadenza anche le misure PSR a superficie, biologico, inerbimento e benessere animale. Per i nostri associati, il nostro CA è pronto a supportarvi per la compilazione e l'invio delle domande. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci sul nostro sito www.icrcalabria.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Arrivederci alla prossima puntata.